Il corteo di protesta per l'emergenza idrica è partito ieri pomeriggio da piazza Cavour con a capo un'autobotte, a seguire un'auto con i megafoni che spiegava alla gente le ragioni della protesta. Sono stati 1 migliaio gli agrigentini che hanno voluto manifestare così il loro disagio per la mancanza di acqua, tanta la gente presente, rappresentanti dei comitati di quartiere, delle frazioni agrigentine e anche della provincia, e quello del cartello sociale in testa al corteo. Quindi la grande massa di gente che è venuta è perché ha sentito il richiamo per il problema che sta vivendo. E quindi la soddisfazione non è perché siamo qui, come qualcuno vuole sostenere, per fare polemica con le istituzioni, perché questo non ci può appartenere nella maniera più assoluta. Per noi le istituzioni rappresentano qualcosa di sacro. Lo Stato per noi è sacro, come la prefettura è rappresentanza dello Stato, per me è sacro, quindi questi tipi di attacchi non ci appartengono. Qualcuno ha detto che è una manifestazione di colore politico. Se politica significa servire la gente, allora la manifestazione è stata politica, ma né di sinistra e nemmeno di destra. È la politica della gente, la politica a servizio della gente, perché chi lavora per il bene comune vive la politica nel senso più alto del termine. Diceva Papa Paolo VI che la politica è la più alta forma di carità, e questa è la carità che noi stiamo vivendo e cercando di far vivere alla nostra gente. Qualcuno ha gridato vergogna, non era nei confronti della prefettura, e nei confronti di chi ha portato a questo sistema le nostre città, perché la siccità era prevedibile, perché si poteva lavorare per tempo per evitare che gli invasi fossero al collasso, non ci fosse manutenzione, perché la rete idrica passasse in maniera adeguata per tempo e soprattutto si arrivasse ai dissalatori, navi, portatili o di qualunque altro tipo che affrontasse l'emergenza. E questo è anche uno dei primi punti principali che chiediamo. I dissalatori, le navi, portatili, in qualunque modo, è chiaro che avranno dei costi superiori, ma per affrontare l'emergenza è necessario. Credo che la risposta da dare a questa gente, e sono convinto che la prefettura in rappresentanza dello Stato lo farà, è quella di unirci tutti, facendo sentire questa gente appartenenti a una città di serie A. Conquistiamocelo il titolo di Agrigento capitale della cultura, dimostrando che c'è una cultura di rispetto per i cittadini e soprattutto di equanimità, senza nessuna distinzione di quartieri di serie A e di serie B, senza nessuna distinzione di tutte le realtà. Vedere piangere alcune persone perché non hanno l'acqua a casa, perché non sanno come affrontare il quotidiano con ammalati, con persone disabili, per l'ordinario, per le nostre realtà lavorative, per le nostre realtà commerciali, per la nostra agricoltura, per il nostro artigianato, per la nostra industria. Mi permetto di dire che forse la politica in tal senso dovrebbe lanciare degli aiuti, degli incentivi che permettano a queste realtà di recuperare questo enorme gap che ha permesso ancora di più di aumentare il divario tra nord e sud. La città scende nuovamente in piazza, speriamo che arrivino i risultati. 4 gatti il 1° giugno, 4 gatti oggi. Noi contiamo migliaia e migliaia di cittadini stanchi, avviliti dal bisogno dell'acqua, delusi per la mancanza di un impegno serio da parte del sindaco della città, che non ha fatto quello che doveva in termini di una protesta plateale, nei confronti del governo regionale con l'assessore regionale, che ancora parlano di un pozzo qua, un pozzo là, mentre c'è una provincia assetata. Ecco, questo credo che sia il grande segnale che questa provincia non può più tollerare l'inerzia della politica locale e della politica regionale. Nuova grande manifestazione oggi ad Agrigento, migliaia di agrigentini dicono no a questo stato di cose, migliaia di agrigentini vogliono l'acqua. Questa è la dimostrazione che le istituzioni ci prendono in giro, non si è fatto nulla in questi mesi per consentire di arrivare l'acqua nelle case. Siamo ancora indietro, vogliamo delle risposte concrete, gli agrigentini vogliono delle risposte concrete, noi continueremo la nostra battaglia. Come tutto il cartello sociale, come tutta la cittadinanza che lancia un grido di dolore, l'ampia partecipazione a questa manifestazione dimostra che i tempi ormai non possono più aspettare. È necessario che la politica, chi può, dia una risposta a questa cittadinanza assetata e mortificata nei diritti elementari. Cosa ci aspetta da questa manifestazione?
Abbiamo organizzato questa manifestazione perché tutte le promesse negli ultimi mesi che le istituzioni ci hanno fatto sono state totalmente disattese. Quindi con questa manifestazione chiediamo che vengano semplificate tutte le procedure per la realizzazione delle opere necessarie per attenuare la drammatica crisi idrica che ha colpito la città e la provincia di Agrigento. Nel dettaglio che cosa chiediamo? Chiediamo che siano sbloccate le opere di dissalazione, quindi o si procede a iniziare i lavori nel dissalatore di Porto Empedocle, o si trovano dei moduli di mini dissalatori, oppure si colloca davanti il mare di San Leone una nave dissalatore. Poi bisogna accelerare le procedure anche per i pozzi, perché ci sono tanti pozzi a disposizione che ancora non sono stati collegati con la rete idrica. E infine chiediamo che si inizino i lavori per rifare la rete idrica, perché lo sappiamo che i lavori dureranno 3-4 anni, ma bisogna iniziare. Poi chiediamo altre cose come eliminare tutte le diseguaglianze che ci sono nella distribuzione dell'acqua, perché in diversi comuni di Agrigento l'acqua arriva con turni diversi e anche fra paesi della provincia ci sono delle situazioni molto diverse, quindi chiediamo un riequilibrio. Protesto per un diritto sacrosanto, che è l'acqua, che è un bene comune e non siamo contro nessun movimento politico. Attenzione, che molti hanno definito questa manifestazione antipolitica, assolutamente no. L'ossessione Trinacria? La Trinacria è un gruppo di ragazzi in tutta la Sicilia che manifesta per il bene comune. Sì, partecipiamo qua perché soprattutto il nostro quartiere è stato colpito pesantemente da questa cattiva gestione della risorsa idrica, e parlo di cattiva gestione, non di carenza d'acqua, perché non si riesce a spiegare come in altri punti della città comunque l'erogazione avviene e a Fontanelle da più di 20 giorni che non arriva acqua. Questa è una gestione criminale, clientelare, che parte dai vertici di AICA a seguire alla deputazione regionale e nazionale. Chiediamo che ora entri in campo in prima persona il prefetto, che è il rappresentante dello Stato, e lui deve assicurare i diritti costituzionali dei cittadini. Lui ha tutti i poteri per farlo e quindi non si può più esimere dalle sue responsabilità. Apriamo una parentesi, Fontanelle è sull'acqua. Perché non abbiamo l'acqua? Siamo qui a reclamare il nostro diritto, che è la normalità, cioè quello di avere l'acqua dei nostri rubinetti. E ovviamente è una situazione che avrà dei responsabili del qui e ora, ma anche nel passato. Quindi in questo momento Giardina chiede l'acqua dai rubinetti delle nostre case. In questo momento abbiamo sopperito con un'unica fontana che è nel quartiere, ma evidentemente né basta né tantomeno accessibile a tutti, perché ci sono anziani ammalati che non possono ovviamente approvvigionarsi. Chiediamo ovviamente di fare il più presto possibile, perché l'acqua è emergenza, l'acqua è necessaria e sopravvivenza. Che turni avete voi di distribuzione? Allora, nella mia zona circa 20 giorni, però ci sono zone che non ricevono acqua da 30 giorni. Le cose Agrigento non li può avere. Oggi ci manca l'acqua e abbiamo i tubi al 50%. Quando avremo l'acqua non ci saranno i tubi e siamo punti da capo e faremo la nostra battaglia. La manifestazione credo che sia in 70 anni che vivo ad Agrigento, forse la prima veramente riuscita, evidentemente è molto sentita. Spero che abbia un qualche risultato, che produca un qualche effetto, anche se diciamo, l'esperienza ci porta a sapere che è difficile che le cose riescano ad Agrigento. Certo è che ci sono alcune esigenze immediate, quello di mettere in cantiere il rifacimento della rete idrica, quello di rifare il dissalatore di Porto Empedocle almeno per 50 litri al secondo, e anche e soprattutto quello di requisire tutte le reti idriche disponibili per l'uso della Agrigento, tutte a tappeto, a cominciare da quei comuni che se le sono tenute per sé. E vengano lette due lettere, la lettera che abbiamo sottoscritto in 1400 persone, spedita per al Presidente della Repubblica Mattarella. Lì c'è la Chiesa, allora non possiamo tacere, non possiamo starcene in disparte. Dobbiamo sollecitare le coscienze di tutti, perché
successivamente alla lettura della lettera del Presidente, che vi prego di ascoltare, perché ci abbiamo messo il cuore nel compilare questa lettera, non abbiamo lasciato nessun passaggio. È tempo che il popolo prenda coscienza di questo suo fondamentale diritto e soprattutto Laura si ricordi leggerà nei momenti la nota che di questa consegneremo realtà, non solo in queste circostanze.